Pochi conoscono Terravecchia. Qui, nelle terre di Gerratana, si nascondono alte colline, dove sembrano affiorare casualmente frammenti di mura, talora alte e imponenti, talora nascoste e innumerevoli nell'erba selvaggia. Terravecchia, un nome che riecheggia nei silenzi o nel roboare del vento che sovente soffia su queste alte colline. Terravecchia, un nome che in sé nasconde una storia molto antica e altrettanto drammatica. Di quei luoghi ne avevo sentito parlare e pochissime informazioni sparse mi avevano fornito la curiosità necessaria per affrontare le dovute ricerche, in quanto il suo destino è strettamente legato a tutti quei borghi che alla fine del Seicento furono sconquassati dall'immane sisma che rase al suolo l'intero Val di Noto. Da sempre affascinato da questo grande evento, che è possibile definire come un netto separatore fra due epoche, il Medioevo e il Rinascimento in questa parte di Sicilia, edificarono il primo nucleo urbano successivo a quello di Casmene, già in epoca probabilmente araba. Iniziai le indagini per cercare quel luogo, di cui mi risultò difficile al principio ritrovarne le tracce. Ma la pazienza e la tenacia ebbero la meglio, e dopo non molto individuai l'area dove gli antenati dei gerratanesi edificarono il primo nucleo urbano successivo a quello di Casmene, già in epoca probabilmente araba. Il paesaggio che ivi si aprì alla mia vista fu quanto mai spettacolare. Una serie di alte e maestose colline fronteggiavano l'antica Trozzera, che ne percorre i fianchi e dalla quale sono visibili, sparsi qua e là, i ruderi, talvolta imponenti, delle strutture costruttive del borgo medievale. I muri delle costruzioni furono edificati utilizzando sia pietre laviche sia pietre calcaree, in quanto in prossimità di quel sito abbiamo il contatto fra i basalti marini del vicino Monte Lauro e i vecchi fondali calcarei di era terziaria. Molto curioso è quindi l'aspetto che se ne ricava osservando questi muri bicolore, profondamente diversi da quelli dei borghi costruiti più a valle, i quali sono costituiti prevalentemente di pietra calcarea. Una recinzione circonda tutta l'area e indica che essa fu messa sotto vincolo archeologico, ma con il tempo non ha retto. Anche grazie all'aiuto di contadini locali, i quali in questo modo hanno potuto ricavare più terre dove far pascolare il bestiame. Come quando si visitano tali luoghi, dove il ricordo del terremoto permea ogni cosa, l'impressione è grande nell'osservare la distruzione degli abitati, e non si può fare altro che pensare al contrasto fra la vita che un tempo scorreva serena e regolare, e la sua brusca fine. Però al contrario dei resti monumentali di Noto antica, qui troviamo ben poco di monumentale. L'erba ha ricoperto quasi tutto, e così anche l'agire dell'uomo. I cumuli di macerie furono, infatti, quasi del tutto sapientemente sgombrati, per riutilizzare i conci pronti per le costruzioni successive, e in altri luoghi. Le prime tracce scritte che attestano dell'esistenza di questo borgo risalgono all'epoca normanna, quando la cittadina era conosciuta come Cerrenatum Gerratanae, dove il termine Cerrenatum potrebbe riferirsi a Cerrum, quercia, o Cerretum, bosco di cerri, in quanto si sospetta che l'intera area poteva essere ricoperta da vasti boschi. Un documento quindi attesta l'investitura a governatore al figlio del signore di Ragusa, Ruggero, il conte Goffredo. Nel 1195 il feudo passò nelle mani di Rinaldo d'Acquaviva da parte del re di Sicilia Enrico IV, mentre durante i regni di Manfredi e Pietro d'Alagona esso fu sotto la guida di Gualtieri di Caltagirone. La notevole importanza di Cerrenatum la si riscontra principalmente nel sostegno che essa ebbe contro gli Angioini durante i Vespri siciliani, nel 1299. Infatti gli aragonesi, guidati da Blasco d'Alagona, sconfissero i francesi lungo il sentiero chiamato successivamente Portella dei Francesi.
Dopo Nicola Lancia, durante il dominio dei Chiaramonte, il governo passa alla famiglia Cabrera, includendo così il feudo all'interno della contea di Modica. Ma ben sappiamo le travagliate vicende di Bernardo Cabrera, a causa delle quali il feudo passò di mano in mano fino al 1454, quando fu acquistato da Simonetto VII. La potente famiglia dei Settimo resse la baronia, e poi il marchesato per più di 3 secoli. Tra il 9 e l'11 gennaio 1693 Cerrenatum cessa di esistere e ben 500 persone perirono sotto le macerie dell'infausto sisma. La nuova città crebbe più a valle e la famiglia regnante dei Settimo edificò il nuovo castello sul promontorio Poggio di Liddisi. Successivamente Terravecchia fu blandamente popolata solo da contadini, i quali sfruttarono alcuni muri ancora in piedi delle case come sostegno per costruire masserie che ancora oggi possiamo osservare come le uniche costruzioni ben visibili fra le ampie vallate, mentre nel promontorio più alto i pochi ruderi del castello emergono timidamente dall'erba. Un muro con una feritoia ancora guarda la valle sottostante e vaghe tracce di massicce torri circolari danno l'idea della potenza di tale costruzione. Al di sotto si trovano i muri perimetrali delle vecchie case medievali, costruite a ridosso del castello stesso. E inoltrandosi sempre più, tracce di una cantina ricavata da una cisterna scavata nella roccia, forse di origine greca, si trova ormai fra i più moderni ovili. Un forte vento da lì spirava intensamente e il panorama ai miei piedi era sereno ed ampio quel giorno. La mente balzava indietro di secoli e con la fantasia rivedeva quelle irte colline piene di case e chiese, con brulicare di gente operosa. Nel castello maestoso le ronde dei soldati si intravedevano fra le merlature delle feritoie, mentre i cortigiani, indaffarati, s'affrettavano nei loro compiti quotidiani durante le mansioni di governo del signorotto. Ora solo un grande silenzio si spande. È un paesaggio spoglio ingiallito e frammezzato da anonimi ruderi di palazzi e umili case. Di passaggio qualche contadino del luogo ci ricorda che siamo a Terravecchia, quella terra vecchia del tempo trascorso, di cui egli tiene a precisare come gli attuali discendenti che vivono ora nella nuova Gerratana ne hanno perso il ricordo della sua esistenza. E solo i più anziani ne fanno ogni tanto accenno.
Il ricordo, così come per tutti i borghi distrutti e abbandonati a causa del sisma, deve essere sempre vivo e ci auguriamo che un domani i comuni risveglino questo interesse curando questi siti per renderli sia più fruibili al pubblico, sia più protetti dai vandali. È molto difficile però riuscire ad augurarsi anche che vi si facciano degli scavi sistematici, vista la mancanza di fondi, ma soprattutto la mancanza di cultura e di interesse. Però preservare questi luoghi per tempi migliori sarebbe una grande forma di rispetto anche per i posteri. Terravecchia, come altri siti analoghi, in cui lo scorrere del tempo si è fermato, non sono altro che piccoli tesori dell'archeologia medievale siciliana, i quali attendono pazientemente solo di tornare alla luce.